Clima infuocato, aria tesa, profumo di derby. Non è e non sarà mai una partita come le altre, ma oggi si sfidano da prima della classe. L'occasione per entrambe di dare una spallata alla diretta concorrente ed un segnale forte al campionato. Non abbiamo mai assistito a un derby così. Non esistono favoriti, sono entrambe lassù, ma per restarci oggi c'è bisogno solo di vincere. Buonasera dal Pala Mazerda, Alberto Mazzerla. Enrico Mussato. Siamo pronti per il derby Sporting Alta Marca, Mestre Fenice, calcio a 5, sesta giornata del campionato di Serie 2 Elite, girone A. Lo Sporting Alta Marca arriva dalla fantastica vittoria in casa della capolista Mantova per 4-3, doppietta di Baron e sigilli di Murga e Capitan Rosso, già decisivo all'ultima partita in casa contro il Modena. Ora lo Sporting ha raggiunto il Mantova in testa al campionato proprio insieme al Mestre Fenice, che ha vinto 3-2 al Franchetti con la doppietta dell'ex Maltauro e il gol allo scadere decisivo di Vailati. Le tre compagini ora sono in testa a quota 12 punti. Le squadre sono in campo, si stanno salutando. Qui con me c'è Enrico Mussato. Derby, Enrico, oggi. Ciao Alberto, buonasera a tutti. Ci sarà sicuramente da divertirsi, che sia sul sipario per noi tutti. E allora diciamo subito le formazioni con il Mestre Fenice, numero 1 Diodardo, numero 2 Ceccone, numero 3 Origi, numero 5 Bellu, numero 6 Vailati, numero 7 Pires, numero 8 Ruzene, numero 9 Genovesi, numero 10 Benebetigno, numero 12 Maltauro, numero 14 Moscoso, numero 15 Bui. I mister, perché sono due, Mastro Giovanni e Vecchiato. Lo Sporting Alta Marca risponde con il 6 Murga, 7 Cerantola, 8 Bon, 9 Veiseli, 11 Roccia, 12 Kovacevic, 13 Modesto, 15 Miraglia, 20 Baron, 23 il capitano Alvise Rosso, 30 Zarantonello, 31 Caregnato, il mister Gigi Pagana. Gli arbitri della partita sono Elio Simone della sezione di Napoli, Davide Salvatore Fonti della sezione di Caltanissetta e cronometrista Francesco Rimpici della sezione di Treviso. Tutto pronto per il match, le squadre stanno per entrare con il quintetto d'inizio sul terreno di gioco. Lo Sporting Alta Marca si presenta in completo blu scuro, mentre il Mestre Fenice, maglia bianca, pantaloncini e calzettoni arancioni, colori classici sociali per loro. Che dici Alberto, iniziamo a mettere un po' di pepe a questa partita, ci sono degli ex in campo? Assolutamente, la partita dell'ex nelle file dello Sporting, Murga, lo scorso anno 11 gol col Città di Mestre, Caregnato, lo scorso anno 4 gol e capitano della Fenice. Dall'altra parte Alexandre Maltauro, 2 stagioni in Alta Marca, 59 presenze e 48 gol. E inoltre, infine, non dimentichiamo, mister Gigi Pagana, 9 anni alla Fenice, dal 2013 al 2022, promozioni dalla C1 alla 2 e quindi partita dal doppio sapore per tutti questi protagonisti. Il Mestre schiera Diodardo, Vailati, Pires, Bebetigno e Bui. Lo Sporting con Miraglia, Cerantola, Rosso, Zaratonello e Caregnato. Ultimo tocco di Ruzene, quindi rimessa laterale per lo Sporting. Subito aggressivi qui nella difesa, Mestre Fenice, Alberto. Sarà una partita sicuramente tesa e a ritmi alti. Cerantola adesso con Rosso per Caregnato. Ancora il capitano, Alvise Rosso. Di nuovo in possesso Zarantonello. Giro palla Sporting. Mestre Fenice è attendista in questo momento. Qui alza leggermente la pressione Pires, Cerantola va in difficoltà, perde la palla e quindi rimessa laterale per il Mestre Fenice. Sì, qui Caregnato avrebbe dovuto magari temporeggiare quel metro in più, fare il passaggio di sicurezza per Cerantola, avvicinarsi un po' per avere così meno disperdo di energie nel passaggio. Riparte lo Sporting con Cerantola, chiuso da Bui e quindi rimessa fallo per il Mestre Fenice. Possesso adesso della squadra di mister Mastro Giovanni e Vecchiato. Problemi con il crono. E si riparte con Vailati per Bebetigno. Bebetigno per Bui. Recupera palla Caregnato. Rosso.
Cerantola, Zarantonello, ancora Cerantola che si accentra, Carignato, un giro a 4 dello Sporting senza pivot in questo momento. Cerantola rischia la giocata imbucata, Bebettino la tocca, riparte Cerantola per Miraglia, Rosso, Carignato, Cerantola, un dribbling rischioso su Pires, calcia via Cerantola, la pressione del Mestre Fenice funziona e quindi riparte con Vailati, Pires, Bebettino, contropressione dello Sporting, Bebettino con qualità se ne va ed esce ancora Bebettino, prova la giocata qui Bui, molto interessante, viene chiuso da Rosso, ancora Bebettino, Vailati che riceve, Bebettino, fallo di Carignato, è il secondo in 2 minuti, uno Sporting che non ha ancora preso bene le misure dal punto di vista della pressione e quindi già secondo fallo della squadra di casa e possesso ancora del Mestre Fenice. Bui, palla sopra, troppo lunga, in fallo laterale. Sì, la pressione individuale dello Sporting Antamarca sta funzionando perché comunque trovano pochi spazi di gioco il Mestre Fenice. Bravo Carignato qui ad andare subito a occupare lo spazio per tagliare quella linea di passaggio possibile per gli avversari. Errore qui di Cerantola, non si intende con Zarantonello, la palla troppo indietro, quindi rimessa per il Mestre Fenice, andrà a batterla Vailati per Bebettino, ancora Vailati, Bui, Vailati, Bebettino, palla sopra, chiude Rosso. Sì, è interessante vedere a Mestre Fenice con Bui come pivot, siamo così ormai abituati a vedere Bebettino come regista, come gestione di palla. Buona Fenice Mestre comunque nel momento della gestione. Palla sopra qui di Bebettino, la palla scorre via verso il fondo del campo e Miraglia riparte con Zarantonello. Cerantola, ancora Zarantonello. Rosso. Cerantola si accentra, serve Rosso, Zarantonello, giro palla dello Sporting ancora che prova a cercare un pertugio nella difesa del Mestre Fenice. Cerantola, imbucata bella per Carignato che si gira. Chiuso in fallo laterale da Bui. Qui molto bravo Carignato a trovare lo spazio per entrare così al limite dell'area. Servito bene da Cerantola. Rosso, calcia alla distanza di Odoardo, in 2 tempi para e rilancia subito per Pires che stappa bene, Miraglia dall'altra parte para lui, 2 sussulti in pochi secondi, 2 parate dei 2 estremi difensori. Qui Pires, se ne va Pires, attenzione Pires, ancora Pires dentro per Bebettino, viene chiuso da Zarantonello, all'ultimo ancora Bormanabui per Bebettino, chiude Cerantola, rischio enorme qui per la difesa dello Sporting. Qui devia il tiro cross dalla rimessa laterale di Bebettino Zarantonello e quindi calcio d'angolo per i mestrini. Sì, organizzano bene la Mestre Fenice nella fase offensiva, peccato per Pires che avrebbe dovuto forse calciare di prima senza servire Bebettino indietro. Ottimo qui lo schema del Mestre Fenice con Vailati che va a calciare, Miraglia attento sul primo palo. Si è acceso il match. E qui bella giocata per Bebettino che calcia ancora Miraglia. Sarà sicuramente un fallo cumulativo per ai danni dello Sporting. Per farlo su Bui di Carignato. Ancora Zarantonello, se ne va Zarantonello sul fondo. Che giocata di Zarantonello. Che spettacolo vedere Zarantonello così libero. Ci ha deliziato quest'anno subito da inizio stagione, libero nella fase offensiva, riuscire anche nell'1 contro 1, cosa che l'anno scorso non era un po' più frenato e quindi sta crescendo molto questo giocatore. Sì, più responsabilità sicuramente, ma anche un ruolo più
consono le sue qualità, perché lui è un universale praticamente, può giocare anche al centro, ma è un laterale più che altro e sta dimostrando insomma tutte le sue qualità, anche giocate di alto livello in questo inizio di stagione, come hai detto tu Enrico, sicuramente positivo per lui. Come è positivo il rientro di Alvise Rosso, 2 gol già quest'anno. Qui palla dentro di Cerantola, rimane alta la palla, ancora Rosso, Cerantola, finta, di nuovo finta, Cerantola ci trova la palla lì, viene chiuso da Bui. Sì, doppia sterzata qui per Cerantola, è andato sul sinistro, non è il suo piede forte, ma sa calciare bene lo stesso, non si è fidato, è andato sul destro e ancora palla per lo Sparta Marca. Rosso a giocare, la palla finisce sul fondo, l'ultimo tocco è il suo e quindi rimessa per Diodoardo che serve Vailati. Adesso iniziano i cambi con Barone che è entrato Murga, Alex, anche lui, eccolo il possesso palla per Baron, Cerantola, Baron, dentro per Murga, Cerantola, Zalantonello, Cerantola calcia, Diodoardo in angolo. Noto che il campo comunque è un po' scivoloso, non pulitissimo il parquet di Maser oggi, vedo un po' mancanza di aderenza da parte dei giocatori nei cambi di direzione. Sì, abbiamo visto Cerantola, è scivolato un po', però comunque è andato a imbattere sul pallone col sinistro, sempre forte. Diodoardo molto bene calciando. Attenzione, riparte il Mestre ancora, chiuso Pires, Miraglia salta l'uomo, attenzione con qualità Miraglia alla grande qui, poi Rosso cerca bene, Zalantonello lo trova, palla dentro per Murga, Murga si accentra, Murga viene chiuso, Zalantonello ancora lui, sposta palla per Barona, gioca dietro, non può Miraglia, quindi Cerantola deve indietreggiare prima che ora che arrivi Bellu, no Origi scusate, e quindi di nuovo possesso Sporting con Cerantola che perde palla proprio per i motivi che dicevamo prima, il pallone si sporca molto perché il terreno, il manto, il parquet non è assolutamente pulito e quindi sarà difficile gestire il pallone anche a questi ritmi. Un malus in più. Tra l'altro anche Granci Moscoso nella Fenice ed eccolo l'ex Alexander Maltauro subito a lottare. Palla dentro. Forse subisce fallo Origi, ma l'arbitro non ravvisa e quindi si continua a giocare con possesso Sporting. Murga. Ancora Origi a lottare. Maltauro, attenzione, Maltauro. Può andarsene, Murga lo chiude. Sì, qui lo Sport Talmarca, siamo al 12° del primo tempo, è brava a gestire soprattutto la tempistica di gioco a bassa intensità, pur avendo comunque il possesso palla, avendo il pallino tra i piedi, cercando di comandare il gioco. Molto attendista il Mestre Fenice in questo momento. Va dentro per Origi, non la tiene, quindi rimessa per lo Sporting. Bon per Zarantonello. Baron. Punto l'ombro. Calcia! Deviazione. Diodoardo se la trova tra le mani. Qui Miraglia uscita. 2 volte di testa Miraglia. Legge benissimo. Poi rischia qualcosina. Ma nella lettura sappiamo che Miraglia è un maestro. Timing perfetto d'uscita. L'esecuzione un po' meno, però è sempre sul pezzo. Bravo Gabriel. Ancora possesso del Mestre con Ceccon per Origi, palla per Moscoso. Troppo lunga per il numero 14. Sì, dicevamo prima Alberto, molto attendista, Mestre Fenice aspetta a metà campo, ruba palla e va subito in contropiede. A volte cerca
la profondità con un passaggio lungo e in questo caso è riuscito non bene, quindi regalando palla nel fallo laterale per lo Sport Alta Marca. Murga, Caregnato, attenzione Bonna ancora. Baron calcia! Nicolò Baron! 1-0 dello Sporting, un missile da tre quarti campo di Odoardo non la vede e Baron segna il gol dell'1-0. Non ci crederai Alberto, ma ero lì per dire alla sua entrata il numero 20 dello Sport Alta Marca: attenzione a questo ragazzo che al ritorno dopo un anno lontano da questa società arriva con super entusiasmo, con 1000 motivazioni, e questa è la dimostrazione. Dai 10 metri bombardata di Odoardo non può niente. 1-0 al Palamazè. Hai detto bene, perché Barone è tornato alla grande con 5 gol adesso in 6 partite ed è il 30° gol in maglia Sporting. Nel frattempo terzo fallo per lo Sporting Alta Marca, anzi quarto fallo scusate per lo Sporting Alta Marca, quindi 4-0 il conto dei falli. Maltauro a difendere palla, cade a terra, non c'è fallo, riparte lo Sporting con Caregnato, attenzione Caregnato ancora, Caregnato calcia, di Odoardo para. Ed è questo che deve fare lo Sporting, ruba palla e condurre oltre metà campo attendendo così la difesa, e se è possibile, se non attacca l'uomo, ecco che Caregnato ha fatto bene ad andare a calciare. Bravo di Odoardo, qui non si è fatto cogliere impreparato. Assolutamente, di Odoardo che è stato protagonista l'anno scorso con 2 partite tra febbraio e marzo devastanti qui al Palamaser con la maglia del Città di Mestre. E ce lo ricordiamo bene. In una delle due ha anche segnato un gol clamoroso e quindi sicuramente qui ha lasciato il segno. Ancora Maltauro, il suo gioco, Maltauro, attenzione, chiuso da Murga. Prova Betigno per Ceccon, non si capiscono i due. E quindi palla lunga di Miraglia a cercare Bon che la mette in mezzo. Caregnato! Non riesce a concludere verso la porta. Occasionissima dello Sporting. Perfetto il lancio di Miraglia, Bon si invola oltre la metà campo. Peccato Caregnato a non cogliere l'occasione, va ai lati troppo in anticipo. Ha lasciato la possibilità di calciare a palla. Maltauro gioca verso Betigno che tocca per ultimo e quindi è rimessa dal fondo per Miraglia che adesso andrà con le mani. Eccolo qui per Baron. Bon, Baron, Murga e Caregnato. Giro palla dello Sporting ancora, cercare spazio. Ancora Baron. Caregnato, Baron, doppio passo di Baron, se ne va, calcia ancora Baron, viene chiuso. Riparte il Mestre Fenice con Maltauro per Bebetigno, palla sopra, troppo morbida, chiude Bon che spara via per evitare problemi. Sì, troppo macchinosa qui la controparte del Mestre Fenice. Forse, come proprio in questo momento, utilizzare Maltauro come pivot sarebbe la soluzione migliore. Ruzzene, chiuso da Baron. Calcio d'angolo per il Mestre Fenice, andrà Vailati a battere. Ancora dentro. Miraglia chiude. Bon, palla sopra, troppo frettolosa qui forse la palla di Filippo Bon, quindi riparte il Mestre Fenice con Bebetigno adesso che si accentra, sfrutta il blocco di Ruzzene, ancora Bebetigno per Maltauro, ancora Bebetigno, Miraglia chiude, ma Bebetigno con lo scavetto stava per confezionare un gol clamoroso, la palla esce però di poco. Formidabile, qui lo vediamo dal replay proposto da FP Video Production, sempre sul pezzo, bravo Filippo. Se riusciva questo scavetto a Miraglia veniva giù il palazzetto. Ancora 1-0 al Palamaser per lo Sporting. La qualità di Bebetigno non la scopriamo certo noi. Qui Cerantola e palo di Filippo Bon. Che palla di Davide Cerantola qui. Ed è quello che fa la differenza tra un giocatore e un giovane. Filippo Bon non se l'aspettava e deve rimanere sul pezzo fino all'ultimo centimetro del campo. Non è neanche palo, ha preso il paletto esterno, però comunque
Resta la clamorosa occasione per Filippo Bon. Il rosso in chiusura, recupera palla il Viserosso. Cerantola, rosso, ancora Cerantola. Baron, rosso, Zarantonello, Baron se ne va sul lato, ancora Baron, salta l'uomo, viene chiuso, lotta ancora Baron, alla fine è fischiato un fallo di seconda indiretto, quindi non farà conto nei falli, nel conteggio falli, che restano 4-0 per il Mestre Fenice. Ancora Bebetigno, Vailati, palla sopra per Ruzzene, che viene chiuso da Rosso. Contrasto tra Zarantonello e Vailati, la palla finisce a Pires, che imbuca per Bebetigno, ancora dentro, chiuso da Baron, che la fa andare Zarantonello, gran palla di Baron, attenzione, campo aperto, Zarantonello si accentra, Zarantonello in esteso, e quindi fallo di Vailati. Da ottima posizione qui per uno schema, vediamo se c'è qualcosa nel libretto degli schemi di Gigi Pagana in questa situazione, una punizione ha fatto subito uscire Barona, probabilmente Murga un po' più nella situazione con palla ai piedi, infatti lo vediamo subito andare a battere la punizione. Attenzione a Rosso, che comunque calcia bene anche con il sinistro. Murga sul pallone, si allarga Cerantola, Murga calcia verso la porta di Edoardo Para, ancora Pires se ne va con Bebetigno, ancora Pires, Ruzzene dentro, morbida, chiude Murga, riparte Zarantonello contro due, perde palla Zarantonello, chiude Rosso e mette la parola fine all'azione. E ha fatto bene, perché in quei momenti, sai, l'idea di giocare a palla è tanta, ma a volte è molto efficace spazzare e lasciare la palla e mettersi bene in difesa. Bravo Rosso qui nell'idea. Palla sopra sul lato, non precisa di Granci Moscoso, e quindi rimessa dal fondo per Miraglia. Entra anche Andrea Modesto, classe 2006. Già un gol quest'anno nella super trasferta di Genova. Un gol di potenza. Eccolo qua Modesto per Rosso. Cerantola, Zarantonello, Cerantola ancora per Modesto. Punto nuovo Modesto. Poi si ferma per Cerantola, quindi di nuovo lui per Rosso che difende palla contro tre. Alla fine la perde. Pires salta Zarantonello, ma Miraglia legge bene, quindi riparte lo Sporting con Rosso. Palla dietro per Cerantola. In alleggerimento qui, applausi dal Palamaser, qui Cerantola ha spazio per provare l'uno contro uno, se ne va Cerantola sulla fascia, calcia dentro, chiuso. E riparte Pires adesso. Bui, Miraglia con le mani sul limite dell'area, grande Miraglia due volte, Gabriel Miraglia a chiudere su Bui. Ed era lì al limite, lo aspettava, si è disteso benissimo, bravo Bui, non uno contro uno, ma formidabile Miraglia. Qui ottimo Cerantola a chiudere con Zarantonello, calcia via, colpisce Rosso, la palla finisce a Pires che sbaglia l'appoggio per Moscoso e quindi rimessa laterale per lo Sporting. Resiste l'1-0 di Nicolò Baron. Qui al Paramaser sbaglia Cerantola, è la seconda palla imprecisa del 7. Ancora Mestre Fenice che gioca la palla con Moscoso, palla sopra di Cecon, anzi di Pires dopo il tocco di Cecon, chiude lo Sporting. Cerantola adesso, finta, se ne va Cerantola, calcio in mezzo, chiuso,
e Pires adesso a campo aperto contro Rosso, sbaglia la chiusura, Rosso lo atterra. Era abbastanza evidente qui l'intervento di Rosso in ritardo su Pires. L'arbitro, anzi gli arbitri non se ne sono accorti, per fortuna della squadra di mister Gigi Pagana, e quindi si riparte con la rimessa e quindi possesso Sporting. Zarantonello per Rosso, Cerantola, Rosso ancora, Cerantola, Modesto, prova sulla fascia, Modesto calcia ma la palla è uscita sulla linea laterale, quindi rimessa laterale per il Mestre Fenice. La botta ce l'ha, lo conosciamo Modesto, ci ha fatto vedere delle sue qualità anche l'anno scorso, a volte un po' troppo impreciso, però quello che fa di lui è il carattere, la personalità che sta mettendo negli ultimi anni. Sbaglia qui Pires, riparte Rosso, Cerantola, si accenta Cerantola, allo spazio da calciare, viene chiuso da Moscoso, calcio d'angolo per lo Sporting. Chiama lo schema Capitan Rosso. Attenzione a Zarantonello, Rosso dentro, chiude Moscoso prima che arrivi Bron. E sarà ancora angolo. È sempre l'uomo alle spalle della centrale, è il più pericoloso. Baron calcia di Odoardo, para ancora Baron col destro velenosissimo a impegnare Diodoardo. Ancora Baron, di nuovo Baron dopo il tocco di Miraglia, lascia lì per Rosso. Zarantonello, Rosso ha spazio per calciare sul falso sinistro, Rosso calcia, Diodoardo con la mano a toccare, la palla è uscita, quindi rimessa laterale per lo Sporting. Attenzione che essere troppo attendisti in difesa a volte si subisce. Mestre Fenice deve essere un po' più aggressiva, soprattutto sul portatore di palla. Modesto, Baron, tunnel, se ne va Baron, attenzione ancora Baron, calcia Diodoardo con i piedi e poi alla fine Pires che butta la palla fuori. Baron è semplicemente on fire in questo momento, in questo primo tempo, devastante in ogni giocata. Qui tunnel, se ne va e va a calciare con Diodoardo che para con i piedi. È bello lucido, a gamba, è in forma il 20 dello Sport Altamarca. Ancora Baron qui, calcia al volo, distante dalla porta. Si prende comunque gli applausi dal Palamaser Nicolò Baron. Pires, perde il possesso Pires, adesso entra anche Maltauro. Pires che l'anno scorso qui ha fatto il bello e il cattivo tempo con la maglia delle Città di Mestre. Non è sicuramente un giocatore che conosciamo oggi perché ha vinto il campionato del mondo con la maglia argentina nel 2019, un giocatore di assoluto valore internazionale. Carignato calcia contro Moscoso. Dicevamo, Pires è sicuramente un giocatore di un grande livello e quindi sicuramente da tenere d'occhio, soprattutto per la sua rapidità, la sua velocità di esecuzione. Sì, è molto tecnico, ha una tecnica individuale importante, soprattutto nell'1 contro 1 e si invola, attacca bene lo spazio, quindi attenzione perché 1-0 è un gap molto lieve, quale Pires potrebbe cogliere occasione e comunque andare nel contropiede. Sbaglia qui Caragnato l'imbucata, riparte il Mestre, finisce con Bui per Ceccon, ancora Bui. Palla dentro per Moscoso, era bella. Infatti Moscoso dà un cenno d'intesa al compagno e va al cambio, entra Vailati di nuovo e quindi possesso adesso dello Sporting con Murga per Zarantonello, ancora Zarantonello che riceve Baron. Murga Caragnato, Zarantonello, ancora Zarantonello, palla dentro, chiuso da Vailati il tentativo di Zarantonello
Buona qui la collaborazione tra Carignato e Zarantonello. Qua Sola Carignato lascia la palla a Zarantonello che va all'interno dell'area cercando di calciare o servire al secondo palo. Ancora possesso Sporting. Barone qui toglie la palla a Carignato e fa intervenire Miraglia. Murga. 1:15 alla fine del primo tempo. 1-0 Sporting, gol di Nicolò Baron. Carignato, Zarantonello. Sbaglia l'appoggio qui, chiede scusa Zarantonello. Va al cambio, entra Cerantola. Quindi di nuovo Betigno a giocare comodo per Bui. Vailati. Sbaglia Vailati, parte Carignato in contropiede. Baron recupera Vailati, no, recupera Bui. Fine l'ultimo tocco di Baron. Qui l'ultimo tocco invece di Murga, ancora rimessa per il Mestre Fenice. Bebetigno, Vailati. Palla sopra di Edoardo, Miraglia con le mani. Su Maltauro in uscita. E perché se serve anche una sola mano bisogna mettersela. È questa l'efficacia dell'esecuzione del gesto tecnico. Bravo Miraglia. Bui. Palla sopra per Betigno, 26 secondi alla fine, Vailati, Maltauro. Sbaglia qui Maltauro, riparte lo Sporting, però è troppo morbido il servizio di Baron. Quindi rimessa per il Mestre Fenice. Ancora Maltauro per Vailati. 17 secondi. Bebetigno. Tocca Cerantola, 6 secondi alla fine. Calcia qui, Vailati. L'arbitro viene colpito proprio lì. E quindi giustamente applausi dal pubblico di Maser. Di incoraggiamento. Di incoraggiamento, assolutamente. Sappiamo che può essere doloroso. C'è calcio d'angolo comunque per il Mestre Fenice. È stato un tocco, sebbene ci siano le proteste dei giocatori di Gigi Pagana. Va a battere Vailati. Fallo di blocco e quindi punizione per lo Sporting. Andiamo in chiusura Alberto? Assolutamente sì, eccolo qui il fischio finale del primo tempo, finisce 1-0 la prima frazione per lo Sporting Alta Marca, il gol di Nicolò Baron porta in vantaggio la compagine di casa. Noi ci ritroviamo tra poco per la seconda frazione di gioco.
Sì, più giocatori. Siamo qui in attesa del rientro in campo delle due squadre, o meglio del rientro del Mestre Fenice, perché l'Altamarca, lo Sporting Altamarca già sul rettangolo di gioco. Questo primo tempo è stato comunque un match molto piacevole in cui lo Sporting Altamarca ha meritato il vantaggio, Enrico. Sì, è stata finora un bel primo tempo con una bella intensità di gioco. Ti dico la verità, forse mi aspettavo qualcosina di più dalla Mestre Fenice, ok, che ha delle defazioni comunque importanti, però comunque sai, ti giochi dopo 10 minuti del primo tempo, hai 4 falli, almeno cercare di portarti a vantaggio un tiro libero alla lunga per tutto il primo tempo. Mentre devo essere veramente sincero, il gioco dello Sport Altamarca che va a comandare tutto il primo tempo, e ci ha abituato il mister Pagana a giocare con un pivot di ruolo, sempre e comunque anche con cambio per tutta la partita, e invece quest'anno nelle sue difficoltà sta comunque ottimizzando i suoi giocatori, e comunque si vede un'impronta di gioco molto importante. Complimenti al mister. Sì, nelle mie difficoltà che ha avuto anche quest'anno con l'infortunio di Wenu, che ovviamente a cui auguriamo pronta guarigione e ritorno in campo, perché noi siamo estimatori del numero 3 dell'Altamarca, ma Gigi Pagana sicuramente ha messo del suo anche quest'anno, e con il suo modo di gioco, la sua tattica sta funzionando anche in queste partite. Fortunatamente ha ritrovato un Alvise Rosso in grande spolvero. Anche perché l'idea era magari di mettere Carignato un po' più davanti, un po' più di posizione all'interno dell'area, e invece con il conseguire di qualche partita è molto di movimento, si apre bene, lascia spazio a Cerantola nell'uno contro uno, ma soprattutto stiamo vedendo un Zarantonello molto spumeggiante da inizio stagione. Assolutamente sì, Zarantonello è uno dei più positivi di questa prima parte di stagione. Carignato, che è un giocatore di una grandissima generosità, fa il pivot ma sarebbe un laterale, è un giocatore sicuramente utile, uno di quelli che qualsiasi allenatore vorrebbe avere nel proprio roster, perché dà tutto e si sta adattando benissimo in un ruolo difficile come quello del pivot. Ecco il match che ricomincia con il possesso Sporting. Cerantola adesso per Rosso, Zarantonello, eccolo qui, si appoggia a Rosso, Carignato, Miraglia per Cerantola, stava a palla, attenzione Cerantola per Zarantonello, continua il possesso palla dello Sporting che tiene il Mestre Fenice nella propria metà campo, qui sbaglia l'appoggio Rosso, quindi rimessa per il Mestre Fenice con Vailati, Bebetigno a cercare Maltauro, ma chiude Carignato, ancora Vailati, Pires, parallela, chiude Cerantola, rimessa per il Mestre Fenice con Vailati che va a battere per Bebetigno, lascia lì per Vailati, Pires, ancora Bebetigno, sbaglia qui Bebetigno e quindi rimessa per lo Sporting. Sì, hanno difficoltà a trovare quella profondità con Maltauro, che al momento è marcato molto bene da Alvise Rosso. Qui prova la palla sopra lo Sporting, rimessa laterale per il Mestre Fenice, Bebetigno, Pires, ancora Bebetigno, Vailati, un po' statico qui il Mestre Fenice, palla sopra Bebetigno, chiude Zarantonello che prende una pallonata in faccia e Pires sportivamente mette la palla fuori. Sporting che abbiamo visto, Alberto, forse qualche metro più indietro nella difesa, e quindi un po' più attendista ad aspettare la giocata e poi ripartire subito nel primo passaggio falso
degli avversari. Nel frattempo volevo comunque sottolineare un Palamaser gremitissimo, pur essendo un martedì sera, a vedere questa sfida tra prima della classe, sempre presente il pubblico di Maser a sostenere i propri beniamini. Qui sbaglia Cerante, la palla per Pires, chiude Rosso, provvidenziale sulla linea di porta prima che arrivi Maltauro. Bailati, palla dentro, Bebettino stoppa la palla col suo sinistro per Maltauro, ancora prova la giocata Maltauro ma chiude Rosso. Possesso Pires per Bailati, ancora Pires, tunnel su Carignato, Pires alla velocità pazzesca di esecuzione, fallo di Rosso che viene ammonito. Che giocata di Pires. Eh sì, abbiamo detto il primo tempo, ha una tecnica individuale importante questo ragazzo. Quando è sullo stretto e cerca l'uno contro uno è facile al dribbling. Qui è andato subito in soccorso Rosso a Carignato perché non ci ha capito più nulla. Ha commesso fallo, giusto il cartellino. Punizione per il Mestre Fenice, sono tutti e quattro lì a confabulare per lo schema da punizione. Alla fine si allontana Bebettino, si allontana Vailati, resta Pires perché anche Maltauro se ne va, andrà a battere il 7. Mette la distanza al direttore di gara. E fischia. Parte Pires. Calcia, prende Zarantonello, ancora Bebettino, calcia esterno della rete con Miraglia in controllo, rimessa al fondo, Rosso, palla sopra, difficile se non impossibile qui tenerla in campo per Carignato e quindi rimessa per il Mestre Fenice con Pires per Vailati, ancora Pires, Bebettino. Prova l'imbucata, Maltauro va sulla parallela e quindi riparte lo Sporting con Cerantola, gioco di gambe di Cerantola, Baron per Rosso, ancora Cerantola, imbucata per Zarantonello che aveva preso un'ottima posizione qui, però non riesce a stoppare la palla, si dispera il 30 dello Sporting. Quindi riparte il Mestre Fenice, Bebettino scambia con Moscoso, ancora lui. Bebettino per Pires, ancora il 10, Bebettino per Pires. Ecco il taglio di Pires a dare spazio a Bebettino. Ancora a scambiare i due funamboli del Città di Mestre, del Mestre Fenice, scusate. Refuso. E quindi riparte lo Sporting, nulla di fatto con Cerantola per Zarantonello. Rosso. Cerantola. A campo adesso Cerantola. Prova uno contro uno Cerantola. Torna indietro, anzi la imbuca per Baron dall'altra parte. Baron se ne va, Baron! Scavetto di Baron, tocco di Diodoardo, rimessa laterale per lo Sporting. Bella giocata quindi Nicolo Baron. L'ha letta bene, il 20 dello Sport Datamarca, tu per tu con Diodoardo, cercando il scavetto. Cerantola dentro, Zarantonello di un soffio non ci arriva, rimessa al fondo. Abbiamo bisogno di un Cerantola un po' più incisivo nell'uno contro uno, ma soprattutto nell'andare a conclusione. Ok che non è il suo piede forte il sinistro, ma sa calciare bene. Cerantola che ha caccia del gol numero 50 in maglia Sporting, fermo a 49. Quest'anno ne ha già segnati 3 in 5 partite oggi. Vediamo se arriva il gol per Cerantola. Eccolo qui, Cerantola, gioco di gambe, se ne va sullo stile Cerantola per Rosso, calcia, Diodoardo para. Pires Maltauro da ultimo, la gioca per Bebettino, ancora Pires. Bebettino. Prova la parallela, chiude Zarantonello, ancora Bebettino con Zarantonello francobollato. Lo chiude Cerantola, di nuovo Maltauro, sempre con Zarantonello francobollato. Pires, Moscoso,
Giro palla, chiude Cerantola, la grande che riparte. Ancora Cerantola per Rosso. Rosso si trova la palla un po' troppo sotto nel primo tocco. Aveva già in mente il secondo tocco del tiro. Qui Moscoso, tunnel su Cerantola, attenzione. Poi sbaglia l'appoggio. Bella giocata di Grazie Moscoso qui. Che sì, fa tunnel sull'incrocio di gambe di Cerantola. Sì, buono il gesto tecnico, un po' impacciato nel lasciare palla e andare in superiorità numerica, andare a conclusione. È rimasto solo nell'attacco individuale, nell'1 contro 1 con Alviseroso. Che sbaglia qui Rosso proprio per Pires e Baron, intervento granitico da centrale navigato qui per Baron, spallata regolare per l'arbitro e quindi possesso Sporting, grande intervento di Nicolò Baron, un po' ai limiti, però quello che serviva è chiusura provvidenziale del 20. Murga di tacco per Zarantonello che difende palla, ancora Baron. Murga chiuso da Moscoso. Attenzione che non avendo profondità ti vai a giocare tutto a metà campo. La prima palla persa, se sei in linea, è 1 contro 1 col portiere, Alberto. È un rischio per entrambe le squadre perché adesso Maltauro non è in campo, quindi anche il Mestre Fenice ha questo tipo di attitudine in questo momento. Lo Sporting ha messo in campo tutti i suoi palleggiatori perché sia Murga che Barona sono in campo. Qui prova il numero Barone, viene steso da Pires, fallo del 7 su Nicolò Baron. Entra Ceccone adesso nel Mestre Fenice. Un quintetto un po' meno esperto quello in campo per mister Vecchiato e Mastro Giovanni. Non è Ceccone, Bui e Ruzzene. Qui fallo di Moscoso che mette le mani in faccia a Baron, che ancora una volta se n'era andato. Tanta personalità, questo giocatore cerca l'1 contro 1 anche se sei a metà campo, vai bene, perché tanto hai Murga che ti fa copertura e Zarantonello al lato opposto che è pronto a difendere anche per te. Murga tocco sotto, Zarantonello non è andato, quindi riparte Ruzzene per Moscoso. Ceccone, palla sopra, lunga. Baron controlla in fallo laterale. Ancora Baron. Murga, miraglia, sposta e calcia su. Murga anticipato da Moscoso. Palla è uscita e quindi rimessa dello Sporting. Andrà a battere Filippo Bon. Baron, ancora Bon. Murga, palla difficile per Bon che non riesce a stopparla bene, quindi la palla esce. Ceccone a rimettere laterale per Moscoso. Moscoso per Bui, fucilata qui Baron, attenzione, 1 contro 1 Baron, Nicolò Baron, ancora lui, 2-0. Ma che freddezza, ai 6 metri proprio di fronte a Edoardo, fa finta di calciare e la mette giù, poi se la porta e la mette alle spalle di Edoardo, esulta, porta i suoi compagni al 2-0 al Palamaser, doppietta per questo gran giocatore Nicolò Baron. E sono quindi 6 gol di Nicolò Baron in 6 partite, ritorno magico finora di Nicolò Baron allo Sporting Altamarca, gol numero 31 con questa maglia e 2-0 decisamente in questi primi 28 minuti l'MVP del match, decisamente. E ha quella freschezza che inizia a mancare un po' a Cerantola e nel momento in cui hai la palla hai la sfacciataggine di andare l'1 contro 1 anche se sei in un momento di difficoltà ed è lì che ti porti poi avanti con i gol, tutto meritato per Nicolò Baron. Attenzione qui, sbaglia Ceccone, Murga per Bon, buona spazio, finta di Bon, Murga e sbaglia clamorosamente a porta praticamente vuota
Gran giocata di Filippo Bona qui, perché ha fintato, non ha calciato, non si è fatto ingolosire, ha servito Murga un cioccolatino. Guarda un po' il replay, Alberto. Sei lì. Sì, errore abbastanza clamoroso qui di Jesus Murga. Sei troppo esperto per sbagliare una cosa così. Poteva fare gol dell'ex, ci è fatto prendere un po' la mano qui, perché probabilmente il calcio sembrava più semplice di quello che era qui. Modesto dentro e Filippo Bon fa 3-0. Modesto è andato come un caterpillar su Diodoardo, che rimane a terra, è andato un po' mollo, ma Modesto ha fatto vedere cosa vuol dire andare a giocare con grinta. Poi serve Bon che fa 3-0. E adesso Diodoardo e Deolorante si scalda a Genovesi. Un pregio a questo ragazzo, Alberto. Numero 8, Spartata Marca, molta freddezza, sangue freddo. Prima fa l'assist a Murga, che la spreca così, cambiando il possesso palla. Mentre ora un'altra occasione che ha e non te la passo più. E prova a calciare e ha fatto bene. Porta i compagni al 3-0. E Filippo Bon fa quindi il primo gol stagionale con la maglia sport. Attenzione, Filippo Bon ancora, Filippo Bon serve Modesto e ricambia il favore ed è 4-0, favore ricambiato. Che giocatori, stiamo parlando di giocatori costruiti dalla Società Spartata Marca fin dalle giovanili. Guarda un po', lancio bello di Baron, bello teso, solo spazio per Bon, 1 contro 1 con Dodoardo, le mette di esterno. Di interno destro, scusa, ed ecco lì che Modesto va a siglare il 4-0 al Palamaser. Attenzione, qui c'è qualcosa che non funziona per Mestre Fenice, qualcosa deve inventare mister Vecchiato. Sì, lancia una provocazione, Enrico, ne parlavamo prima nell'intervallo. Forse il Mestre Fenice ha incentrato un po' troppo la partita sul discorso difensivo su Davide Cerantola. In 1 contro 1, infatti Cerantola non ha brillato oggi, probabilmente perché è stato studiato molto sul movimento, come era stato fatto nella scorsa stagione da mister Vecchiato. Ma il problema è che c'è Nicolò Baron che ha fatto esattamente quello che faceva Cerantola, ha messo a ferro e fuoco la difesa del Mestre Fenice, e poi i due ragazzi terribili, i due giovani, hanno fatto l'uno regalo all'altro ed è 4-0. Stavo per dire che Bon ha segnato il gol numero 7 in maglia Sporting, il primo quest'anno, aveva raggiunto Modesto che aveva già segnato quest'anno ed è arrivato a 7, adesso Modesto è salito a 8 e quindi anche i giovani in evidenza oggi qui al Palamaser. 4-0, dominio in questi primi 30 minuti della squadra di Gigi Pagana, ma sappiamo che nel calcio a 5 la partita finisce solo con la sirena e quindi di nuovo possesso fare lo Sporting, che adesso gioca sul velluto con il Mestre che deve riordinare assolutamente le idee, provare a rientrare in partita con Bebetigno che prova l'imbucata, sbaglia la misura del passaggio. Bui non può intervenire, quindi rimessa per lo Sporting. Mancano 10 minuti e 3 secondi alla fine della partita. Miraglia in buca, Cerantola viene spinto ma riparte il Mestre, finisce con Bui, si stende Murga e devia in calcio d'angolo. Sì, guarda Alberto, posso essere veramente d'accordo con te che forse la partita è stata improntata sulla difesa al numero 7 dello Spartata Marca. Sappiamo che per un avversario è una bestia nera, ma attenzione perché ci sono giocatori comunque di qualità nel roster dei trevigiani, e qui Gigi Pagana sa far bene il proprio lavoro e lo vediamo, sa dar merito e dar spazio ai giocatori con qualità e che dimostrano, e Nicolò Baron è uno tra quelli che probabilmente sta vestendo la maglia dell'anno scorso di Cerantola e lo sta dimostrando che comunque
non c'è solo Cerantola in campo, da stare attenti. Assolutamente, anche perché questo gioco 4-0 senza punti di riferimento, senza pivot, sicuramente dà un punto di riferimento in meno anche alle squadre avversarie, e si sfrutta anche questo. Qui palla dentro, Bebettino prova a calciare, ma Miraglia chiude in angolo. Non c'è comunque da dimenticare però che ovviamente la panchina è corta per Mister Vecchiato, e quindi è chiaro che qualche cambio con esperienza come Crescenzo o Bordignon sarebbe giovato alla partita oggi. Assolutamente sì. Ricordiamo che c'è anche il lungo Degente Mazzon che qui ha fatto sponda Città di Mestre, ha fatto la storia, quindi sicuramente ci sono molte defezioni. Lo Sporting senza Bomber Carlo Wenu hai detto niente. Qui Bebettino in buca per Bui, anzi per Origi, anzi no, è Bellu che è appena entrato, difficile a qui giocare da più. Miraglia se ne va, attenzione ancora Miraglia viene steso e viene ammonito Bellu. Che giocata di Gabriel Miraglia. E non abbiamo più parole per questo ragazzo, sa usare bene le mani, sa usare bene le gambe, ma soprattutto c'è una cosa che dobbiamo capire, che i giocatori devono saper usare bene il cervello, ragazzi. È il 90% che fa un giocatore, e lui sa bene utilizzare questi tutte doti che gli è stato donato alla nascita, e lo sta dimostrando. Sembra abbia ancora 20 anni. Sì, perché per chi non avesse visto le partite dello Sporting quest'anno, Miraglia è stato ancora una volta decisivo, perché a Mantova, perché col Pordenone, col Modena, a Genova, Miraglia super in più occasioni. Anche stasera ha fatto le sue ottime chiusure. Ha preso anche il premio MVP nel mese di ottobre Gabriel Miraglia qui allo Sporting, quindi non a caso a premiare il classe 87, 37 primavere, sembra non invecchiare mai. L'eterno Peter Pan, Gabriel Miraglia. Sai Alberto, prima parlavamo un po' della situazione di campo, e ancora una volta Gigi Pagana mi dà quella sensazione di avere conoscenza plateale di cosa sta facendo. Mi sto vedendo un Alvise Rosso e un Murga mai visti insieme in campo, utilizzandoli comunque con due ruoli molto simili, però con Rosso un po' più offensivo laterale. Il fallo di Murga su errore di Rosso, che ha sbagliato il secondo appoggio, viene ammonito Murga giustamente. Fallo subito da Ceccon e quindi punizione dal limite praticamente per il Mestre Fenice, in posizione centrale, anzi non è del limite ma dagli 8 metri, posizione pressoché centrale sul pallone Bebettino. Tre in barriera per Gabriel Miraglia, con il primo che si stacca sul palo. Colpisce la barriera Bebettino, poi al volo fuori, molto distante dalla porta. E quindi riparte lo Sporting. Lancio lungo di Miraglia per Carignato, è difficile tenerla. La spizza di testa il 31. Riparte di Edoardo per Bebettino. Bello a cercare Origi, ma non si intendono i due giovani prodotti del settore giovanile della Fenice. Quindi riparte lo Sporting con Miraglia che si alza ancora a fare il regista a tutto campo. Giro palla dello Sporting, ancora Rosso per Cerantola che si accentra. Rosso
come può per Carignato che lotta e se ne va. Grandissimo Carignato qui, a non mollare mai. Qui Zarantonello, è rapidissimo Zarantonello, doppia giocata, poi chiede troppo a se stesso, ma Zarantonello è in piena fiducia, sta benissimo e lo sta dimostrando. Rosso a chiudere ancora. Carignato prova la palla sopra, non poteva fare tanto di più qui. Quindi riparte Bebetigno, ancora Carignato a pressare. Va ai lati, fa fallo Carignato con la sua solita generosità. È il quarto fallo. Ancora Carignato recupera la palla, Cerantola. Zarantonello, Cerantola, Rosso. Finta. Zarantonello, ancora Cerantola. Scarica Miraglia, che si alza, attenzione Miraglia. In buca per Modesto. Rosso, torna indietro, saggiamente da Cerantola. Applausi dal Palamaser. Ancora Cerantola. Per Rosso, ha spazio Rosso, finta il tiro, scarica Cerantola, attenzione, dentro per Rosso, ancora Cerantola, calcia! Alto, bella giocata qui della premiata ditta Rosso Cerantola, il 7 calcia fortissimo ma alto. Guarda un po' che bella questa entrata di Cerantola verso Rosso come pivot, la lascia, peccato che non trova la porta Cerantola, ma sappiamo tutti cosa stiamo aspettando, è il 50esimo Alberto. Sì, lo vuole anche lui. Vediamo se arriva. Palla sopra di Origi, Miraglia fa scorrere in fallo di fondo. 5-22. Inizia la stanchezza sulle gambe della Mestre Fenice. E anche nella testa perché poche idee finora. Qui Zarantonello viene steso da Pires. Quarto fallo anche per il Mestre Fenice. Ha attaccato bene la palla qui Zarantonello, proprio con la cattiveria giusta, quella di suolare la palla e andare a gestire nel limite dell'area. Bravissimo. Cerantola per Modesto che stoppa male probabilmente la palla. E Diodoardo para, prova il quinto di movimento il Mestre Fenice. L'ultimo tocco è di Pires, quindi Rosso andrà a battere rimessa laterale. Diodoardo non esce più perché il possesso Sporting, pressione alta di Pires. Miraglia rischia tantissimo ma si fida di Zarantonello. Rosso, ancora Zarantonello, finta di corpo. Carignato, si allarga un po' lo Sporting. Cerantola, si va un po' a imbottigliare Cerantola e l'ultimo tocco alla fine è il suo per il direttore di gara, quindi adesso sì c'è il cambio con Bui a fare il quinto uomo. E provare a scardinare la difesa di Gigi Pagana. Bebetigno, Bailatti, giro palla, Maltauro. Carignato qui come un leone. Rimessa laterale per il Mestre Fenice, ancora Bui. Bebetigno. Pires. Maltauro, Pires ancora. Maltauro si accentra, cerca lo spazio per calciare, non lo trova perché chiude il capitano Alvise Rosso. Sì, è una bella difesa aggressiva, chiudono tutte le linee di passaggio, ovvero il quinto movimento di Mestre Fenice, un po' troppo lento, un po' troppo impacciato. Poche idee, l'hai detto tu prima Alberto, sei sotto di 4-0, qualcosa di inventare, ma anche un'accelerata in quello che stai facendo perché il tempo passa. Sì, qui Bui è andato nella propria metà campo, l'arbitro ha aspettato un po' a fischiare. Quindi fallo.
Cos'è? Non si capisce. Forse un errore del direttore di gara? Sì, perché forse non aveva toccato nessuno questa metà campo, quindi si riparte col possesso del Mestre Fenice, il fallo non c'è più e quindi di nuovo Vailati per Ceccone, un po' impacciato, palla sopra Bui sulla linea di metà campo, Maltauro, Vailati per Ceccone, ancora una volta impacciato qui nello stop Ceccone, perde del tempo, palla sopra di Ceccone per Bui, Vailati, Ceccone calcia, molto morbido Miraglia al volo, attenzione il drop di Miraglia, Gabriel Miraglia 5-0, il drop, quel cuscinetto, il piede morbido, la palla che lentamente se ne va e si deposita nel sacco per il 5-0 di Gabriel Miraglia, che segna così il suo secondo gol stagionale in 5 partite, il 12° con la maglia Sporting. Non ci sono quasi più parole, Alberto. Ragazzo formidabile e soprattutto la serenità con cui sta giocando e sta sentendo comunque sua queste ultime stagioni che sta giocando. Ancora qui, bravo qui invece Vailati a chiudere il contropiede dello Sporting, chiusura ancora di Caregnato, fase difensiva straordinaria la sua. Ancora Vailati a imbucare per Pires, cerca lo spazio, c'è con calcia, Miraglia col petto e poi chiude. Caregnato ancora che esulta e se lo merita. Maltauro, giro palla ancora, Bui prova a calciare, l'ultimo tocco è il suo, riparte Miraglia, Cerantola vuole la palla, alla fine lancia lungo per Zarantonello, la tocca Vailati e rimessa laterale per lo Sporting, 1,55, 5-0. E ci credo ancora, 5-0 e va in profondità Zarantonello per ricevere il lancio da Miraglia. Qui invece segnatevi questa notizia, un rilancio sbagliato di Miraglia. Lo segno, Al minuto 19, mancano 1 minuto e 50 alla fine e Miraglia ha sbagliato un rilancio. Al taccuino bianco, tutte pagine vuote. Sì, partita scritto... blu qui per Gabriel. Ancora Maltaura gira palla per Vailati, Ceccone, ancora Vailati, Bui, sposta palla, imbuca Ceccone, sbaglia lo stop ancora Ceccone. Non è lucido, poi Caregnato nel calciare. Caregnato che in questo momento fa il back in difesa qui uomo. Miraglia para come può, attenzione poi con la puntella Caregnato la spara via. Miraglia qui era un po' sorpreso dal tocco davanti a sé. Ancora Caregnato a chiudere, un leone dal punto di vista difensivo nel quinto uomo soprattutto. Ancora Maltauro per Bui, Maltauro calcia, Miraglia col petto, chiude ancora Miraglia, 2 volte. Anche su Pires la seconda, non passa nada. Caregnato, Enrico Caregnato, 6-0. E il secondo gol di Caregnato in maglia Sporting in 6 presenze. E che c'è da dire, ha colto l'occasione, lo vediamo dal replay proposto da FP Video Production, e lì non è pressato, è libero, è al limite dell'area propria, con la piattella destra la allunga fino alla porta avversaria e sigla il 6-0. Sport di Altamarca comunque spumeggiante, Alberto, ha letto benissimo la partita, era sul pezzo, complimenti a mister Pagana, ha fatto capire fin dall'inizio che cosa voleva e ci è riuscito
per tutta la lunghezza della partita. E ancora Miraglia chiude e poi si distende con una velocità impressionante, chiude tutto lo specchio della porta, non riesce a Pires a ribadire in rete e quindi resta 6-0. Qui Rosso a difendere palla, ottimo lo stop di Rosso ancora. Cerantola, attenzione, 25 secondi. Cerantola, dentro per Rosso, prova la giocata di prima, Cerantola, vuole il gol Cerantola a tutti i costi. Eccolo lì Cerantola, spazio, Cerantola calcia. 9 secondi, 7 secondi, Murga calcia! Jesus Murga, 3 secondi alla fine, fa 7-0, 7-0, è finita in tragedia questa partita. Assettati di gol Alberto, anche a 3 secondi alla fine, un'opportunità e io vado a siglarla, bravo Murga. Un po' in difficoltà nella seconda parte del secondo tempo, un po' sulle gambe. Ha mancato il gol più facile probabilmente di tutta la partita, ma è importante aver siglato comunque e marcato sul taccuino del direttore di gara. Portato a casa il 7-0, Sport Dentamarca passa in vantaggio, guadagna i 3 punti e così sorpassa Mestre Fenice in classifica. Eh sì, stacca da una spallata importante al Mestre Fenice. 7-0, doppietta di Baron, gol di Bon, gol di Modesto, gol di Miraglia, gol di Caregnato e sigillo finale di Murga. Un 7 bello fantastico qui al Palamaser per lo Sporting Altamarca, che ha fatto una grandissima, una magnifica partita. Guarda Alberto, Mestre Fenice l'abbiamo vista in difficoltà fin dal primo minuto, panchina corta abbiamo detto 1000 volte, poi ha dato spazio mister Vecchiato a tutti i giovani, ha cercato di massimizzare le proprie qualità mettendoli in campo, però poco da fare, troppo poco Mestre Fenice per così affrontare uno Sport Dentamarca molto preciso, molto organizzato, sa quello che vuole, sta dimostrando di essere sul pezzo per questo campionato che sta affrontando. Non c'è stata storia per quasi tutta la partita. Complimenti ai ragazzi di mister Pagana, ma anche a Pagana stesso. Il Mantova giocherà domani a Cagliari e quindi per adesso lo Sporting si gode il momentaneo primato solitario. 7-0, serata magica qui al Palamaser. Noi ci congediamo e vi salutiamo, ci vediamo la prossima partita. Grazie a tutti.